Siamo all'interno di Parco Giardino Sigurtà, qui in particolare all'inizio del grande tappeto erboso, dove svetta quasi fosse una scultura una pianta di Largestroemia indica, che è questa all'interno della quale mi trovo. E è una pianta che, come dice il nome, arriva dall'India. E è una pianta che ha davvero tantissime vesti a seconda della stagione. Qui comincia a fogliare, mette le foglioline molto tardi in primavera e fino adesso è rimasta con la sua sembianza nuda di corallo. Forse qualcuno di voi già la conosce questa pianta perché spesso si nota nei paesi, lungo le vie appunto delle strade, ad alberello. Qui la potatura, che determina anche le sue dimensioni, è a corallo, per cui vedete quasi più fusti dalla stessa base, e fa sì che durante l'estate si riempia poi di una abbondante e importante fioritura. Qui di solito rosa, poi ci sono altre varietà di rosso più scuro oppure di bianco. Ma come vi raccontavo, la sua parte più bella è anche quasi il tronco. Il tronco è nudo, è liscio e come dire, la sua corteccia cade, quasi la pianta si spogliasse, è quasi una sorta di metamorfosi. È un tronco, una pianta molto molto bella anche durante l'inverno e la primissima primavera, prima di fogliare, perché proprio sembra un corallo in questo verde mare. Senza dimenticare l'autunno. Quanto bello è il parco d'autunno, allora non perdetevelo, non perdetevi queste piante che a seconda dell'esposizione hanno la foglia più gialla, rossa ad arancione, quasi una scoppiettante variazione di coriandoli e poi a terra lascia un cerchio colorato ancora più decorativo. Chi dice che solo i fiori sono belli non ha mai conosciuto questa pianta, che tra l'altro è una delle mie preferite. Siamo al centro del grande tappeto erboso e siamo immersi in una macchia di coralli, le nostre Largestroemie meravigliose. Le piccole foglioline ci indicano che sta arrivando la primavera. Come vi raccontavo, la Largestroemia è una pianta bellissima e veramente decorativa in ogni stagione dell'anno. Ed è una pianta molto rustica, semplice, si basta da sola, non ha bisogno di grandi cose. Cresce molto molto lenta, infatti pensate che in questa zona del giardino ci sono le piante più vecchie, hanno più insomma di una trentina di anni. Non si sviluppa tanto, per cui rimane in spazi contenuti e a seconda della potatura dipende anche proprio la sua crescita. E molto molto davvero decorativa appunto anche durante l'inverno grazie a questa bellissima corteccia. Non perdetevela.